Sì, io ero qua presente e anzi ho mandato via il primo messaggio sulla nostra applicazione controllo del vicinato in modo da mettere un po', non so, un po' di attenzione. La mobilitazione di Canizzano è stata generale martedì sera attorno alle 7, quando un residente è entrato al bar vicino alla chiesa raccontando il tentato furto appena subito e per il quale si stava muovendo anche la polizia, immediata alla reazione di titolare e avventori. È venuto all'interno del mio bar dicendo che c'erano 2 persone nel mio giardino e siamo andati in massa, una quindicina di persone, a verificare. Abbiamo visto 2 sagome, abbiamo cercato di correre, aiutare la forza dell'ordine con le pile e sono riusciti a sfuggire. Residenti con le torce sono scesi sul lungosile, quasi una quarantina alla fine i cittadini coinvolti, ma l'allerta in queste sere di fine autunno è altissima. In questo video ci sono i probabili autori di alcuni tentati furti tra Quinto e Canizzano. 10 giorni prima erano andati in via Guizza e erano andati in via Spigariola a fare tentativi di furto. Canizzano, dicono i residenti, è spesso bersaglio di raid, come racconta questa donna riportando un fatto vissuto sulla propria pelle nell'agosto del 2020. A me è successo a Ferragosto, un ladro è entrato in casa di notte per portarmi via la borsa, ce l'ha fatta, non mi è successo niente, era aperto perché avevo caldo, 2:15 di notte, l'ho beccato in bagno, è fuggito dal balcone, però è andata bene.